Villeneuve e Noyar son le due località di Sanzors che una di qua e che altre di là dal Flum riflettono le loro chasis dentro i teaghe dal quarto. Sono due località che, a memoria di Om, hanno sempre avuto a se fa col mare e con l'aghe. I nostri svons, di fatto, raccontano che in antico Villeneuve è stata fondata di due marinai arrivati lì per caso, un francese e un spagnolo. I Cristins e i Pines, di fatto, sono le due grandi famiglie che insieme a voi rappresentano la gran parte della comunità di Villeneuve. Anche Noyar, pavie dal suo quarto, è sempre stato paese di marinai. Le tradizionali famiglie di Noyar che più di duce hanno praticato il flunquar sono i biondins e i smilzots, ma la tradizione più nominata è che dal marinai naufragato, poi sbarciato a Noyar, che dal mezzo del mare si è salvato per essersi avvodato alle Madonne de Neve. Famiglie di marinai allora può diventare pesciatori e cacciatori, che con le loro barche di legno autocostruite hanno sempre vissuto su quel fiume che però li teneva separati. Villeneuve e Noyar sono sempre stati in competizione tra di loro e il rapporto non è mai stato tra i migliori. Ecco allora che 15 anni fa è nata la gara chiamata La Battelade. Si tratta di una sfida tra le due comunità fatte con le loro tradizionali battaglie di fiume. La gara consiste nel remare quintricurrente sul quar per 2 km fin sul punto di Villeneuve, tu là che è fissata la rive. Se la Battelade è una suda tante competizione, la festa popolare che sempre accompagna la sfida tra le due località è che iniziative che più di ogni altra li stanno uniti. Ogni anno, di fatto, tanto prima che dopo la gara, le comunità di Villeneuve e Noyar si chattano in compagnia a fare feste al parco d'Eglesia di San Florian, tirando donge anche le comunità dal Dulintò. La Battelade di quest'anno, 2016, è tacche ai 24 di giugno, con la vertidura di feste dal parco di Villeneuve. Gran serate di musica col complesso Rock Venusia e col complesso dai Alta Tensione. Non mi dica È venuto a riprendere. La competizione è venuta domani e 5 mesi dopo di misdì partendo dal camp di gare delle società sportive canoe, giusto in una giornata di garis valevole per il campionato italiano. Garis di canoe e canotaggio, condotti tra tutte le precauzioni sanitarie necessarie. Il gran viavai di inte di atleti che armovi in questi garis dimostrano l'importanza dell'evento che ha rinto onore alla benemerita società Canoe Sanzors. L'avventura da Battelade invece è tacca con la iscrizione degli atleti e la definizione delle regole. Ogni barche è a dividere in cubbie di remadori. Le regole e è anche la vestizione, un aiuto per om a tutti i partecipanti alle gare. Le moderni sbatelli, no più di legno ma di resine, cominciano a farsi donge sull'oro dal Puertut. Si sono concorrenza o si sono tifosi o altri? Sì? Bene, bene. Due ex canoe. Bravo. Come chiamiamo di? No, ex anche no. No, qualche domino. Leoni da piccolare, Mettiti in banda.
il svicinamento alla linea di partenza des dis battelis in gare è emozionante. Sportività. L'unica regola è che non ci sono regole. L'unica regola non Non ci sono. di là e dopo chi là davanti là, sicuro. Che è il blu. Io è blu lì, che là sono i blu. Sì. Dopo E 5 mesi in pont, i gareggianti appartissimo e l'ant quintri curint a confonding la loro emozione sburtant a tutte forze sui rems. I tifosi des dos localitats contendentis asticin i atletis clamantiu par nom e par sorenom. La prime tratte di Flum alle Avon de l'Arc e la Curint e Elisere, ma dopo dal Poit Vecchio la rive si strenz e allora la lotta si fa più dure per via de Curint che è più forte. Dal punto di Villeneuve la Int è in spiete e il speaker de fieste dal microfono al pante l'imminente arrivo des primis battelis. Vorresti maravegliat dal poc tempo passato di quanti sono partiti, tanti famiglia impreparata a tirare giù la prima barca arrivate. La seconda è passa sotto le linee bandierate dove dopo qualche secondo de prime. Stai fermo lì. Ho detto, La distanza delle terze battelle invece è più consistente. I successivi concorrenza arrivano in distanziati, sì, ma tra l'acclamazione dal pubblico e dal punto al seguisce con tanto interesse. Stefano Taverna e Sara Taverna capitano. L'orgoglio delle donne! Dai Lorenzo! Dai Erbe! Due concorrenti, anche se tra gli ultimi, hanno in un accanimento sbattendo i ors dei loro battelis, creando grande entusiasmo. Ma tra i tifosi anche qualche protesta. Di farina! Io vado!
le ziste suisse di Soato Loris e Taverna Samuel. Dopo che è arrivata anche la ultima battaglia, seguite dal motoscafo di sicurezza, si scattano le foto di gruppo tra i lauts dai tifosi e dal pubblico entusiasta. Verrà presentato dal mio filo speaker ormai decennale, Dennis. E un grazie ancora per essere qui, un saluto a tutti, a dopo, buona giornata. In spiete de premiazione dai primi 3 rivas de battelade e è provveduta la Lotteria dal Bisat. Si tratta di una gara di sensibilità e di voli, soprattutto adatte per il pubblico appassionato di pesce, cui che al compra il biglietto ha aderito di indovinare il peso dal bisat che alle 30 tunerete. Cui che al vince al parteciase rete e bisat. Il più vicino ha sbagliato di 2 grammi. Credo si chiami Ferrazin. La fiesta continua tra varis, cincins e tante birre. Gli sfuffinis dal vergognosissimo galantenis, a sparnizzi in ligrie e il già numeroso pubblico l'aumenta man man che al passi il team. Io quando vado a fare le mie serate mi presento, allora io mi chiamo Galantini Sergio, in arte Galas, Galantennis, Galan, è una roba vergognosissima. Ecco, allora cosa è successo? Io lavoro all'ospedale di Udine da 32 anni e per colpa di quella bastarda della Fornero devo farne ancora 30. Partiva l'applauso quando dicevo bastarda, eh? No, è vero. Guarda, e non sta a ridere che Tino te va in pensione. Scusa. Alessandro Biondi, papà e figliolo. Anche quest'anno hanno fatto la loro bella figura. Arriva il momento di premiazione dai Prince 3 Rivas de Battelade. Sono arrivati terzi, non posso dire il tempo perché non vale quest'anno, ma sono stati molto bravi. Loris. È un tempo vergognosissimo. A tutta birra, Fabrizio Biondin e Xodo Simone. Facciamo un applauso ai ragazzi qua. Storico partecipante il Bicio e Simone è quasi un veterano, avrà 15 anni, però saranno 12 anni che corre alla battellata, c'è sempre stato anche lui. Applauso per i secondi, bravi e orgoglioso anche di loro. E te aspettai? Eccovi. Bene. Non avrei mai pensato che un ragazzo sessantenne è un ragazzo di 60 anni, ma fisicamente ne dimostra 59. Si chiama Eddie Biondin, storico partecipante della battellata, storico veramente perché lui c'è sempre stato assieme a suo figlio che non posso neanche nominare, è anche nostro presidente e anche factotum, non so come si chiama, credo Simone Biondin. Spero che diventi mio genero un giorno. Le Ponte, primi classificati, i 2 Biondin se lo meritano tutto perché loro anche ci tengono. Edi e Simone
Perciò, se ho ancora un minuto, vorrei avere per una foto che non la facciamo mai, tutti i partecipanti, tutti quelli che ci sono, venite qua che facciamo una foto tutti assieme. Questa qua, ragazzi, questa qua è la gioventù, è la nostra gioventù. E ragazzi, fate vedere i muscoli. Fate i muscoli! La serata è continua con la musica dal complesso Black Music Vinile. 2, 3, 4! Una bellissime feste che nos porta a sperare che la tradizione delle battelade è continui alla di lungo dal tempo. Se prima il flunquar aveva dividuto, la battelade vuoi e ha avuto la forza di unire le comunità che avevano intorno di lui. Flum che dal sogrim ten tante storie, che non sempre di orgoglio. Di queste feste incommiabili diventate tradizionali al resto come un fil di marum. I nostri giovani furlans attendono a dismentare la tradizione più importante che esiste in Friuli, Fevelà per Furlan. La lingua furlane, dal mondo globalizzato, è la nostra carta di identità. In Italia, invece, il Furlan, il tedesco e il sloven, alle che al rend speciale la nostra regione. Dopo il Furlan, lo costa noi, e allora, al manco in queste feste popolari, tu prendilo, no? Mandi?